Onorevole, oggi due battute a proposito della questione Marò. I due fucilieri della Marina italiana sono ancora sequestrati dalle autorità indiane, ma noi riusciremo mai a portarli a casa? È una questione che ha superato i limiti della decenza. I nostri due servitori dello Stato sono sequestrati in India da più di 2 anni e unicamente per aver compiuto il loro dovere in acque internazionali, perché l'incidente che è accaduto e che ha visto purtroppo la morte di 2 presunti pescatori indiani sono accadute proprio in acque internazionali. Riteniamo che sia una giuria internazionale che li debba giudicare, prima di tutto per accertare la verità dei fatti e poi fare in modo che venga fatta giustizia. Riteniamo però che non sia accettabile che da più di 2 anni i nostri ragazzi siano sequestrati in India. Noi chiediamo con forza al governo che i nostri ragazzi ritornino a casa e che poi siano sottoposti ad un giudizio imparziale che possa accertare la verità. Questo chiediamo con forza. Si sono succeduti 3 governi e nessuno di questi ha fatto quello che doveva fare per riportare a casa i nostri 2 Marò. Chiediamo con forza che questo venga fatto per un senso di giustizia e per rispetto nei confronti dei nostri 2 servitori dello Stato. Grazie all'onorevole Sergio Berlato.